Questo programma è offerto da... Emanuele, benvenuti alla quarta puntata di stagione di Sport Up. Si è giocata finalmente la prima partita allo stadio Romeo Neri tra Rimini e Triestina con la vittoria dei biancorossi per 2-1. Finalmente i primi 3 punti, ma soprattutto si è tornato a giocare. Rimini che sarà nuovamente protagonista mercoledì, quindi fra 2 giorni in casa del Vicenza. Questa sera affronteremo le tematiche inerenti alla partita giocata sabato sera e poi cercheremo anche di capire meglio quello che sta succedendo per quanto riguarda la Lega. Andiamo a presentare gli ospiti di questa serata, ma prima come sempre vi ricordo il numero per interagire con noi, è quello che vedete adesso in sovraimpressione, il 333 60 94 299, numero valido per la messaggistica tradizionale ma anche per WhatsApp. Invece salutiamo il nostro Matteo Zampini che ci cura come sempre la pagina Facebook Sport Up Rimini. Andiamo a presentare gli ospiti, iniziamo alla mia sinistra dove ritroviamo come sempre l'allenatore Massimo Zanini. Ciao, buonasera a tutti. Invece Emanuele, ormai conoscete tutti, opinionista, tifoso biancorosso, vende anche i calendari di amici all'interno dello stadio. Vende, li regala i calendari di amici. Vende. Grazie ai nostri sponsor regaliamo i calendari di amici. Eccolo qui, ciao buonasera Emanuele. A tutti, buonasera. Senti, dillo subito, dove li possono trovare questi calendari? Partita, domenica prossima la partita, adesso sono in stampa. Ecco, che la prossima domenica siamo ancora lì a distribuirli e chi non l'ha avuto ce l'avrà sicuramente. Che noi ci siamo visti sabato, tu me li hai consegnati, appena sono entrato dentro lo stadio me li hanno portati via tutti, ne è rimasto uno, guarda, ce l'ho qui erano davanti. Solo 500, la prima stampa erano di 500 pezzi, adesso ne facciamo 3 volte tanti, quindi accontentiamo tutti, nessuno rimarrà senza. Primo ospite di questa stagione, ringraziamo innanzitutto l'ufficio stampa del Rimini Calcio, anche la società, il difensore Alessio Petti. Buonasera. Ciao Alessio, ciao, buonasera a te. E infine lo ritroviamo, prima puntata per lui in questa stagione, l'opinionista Renzo Baldisselli. Buonasera a tutti. Caro Stefano, io direi di partire subito attraverso la tua collaborazione con risultati e classifiche di questo turno di Serie C che si è giocato per quanto riguarda il girone B già da sabato sera con l'anticipo tra Rimini e appunto Triestina. Eccoli qui i risultati. Rimini Triestina 2-1, Fano Ternana rinviata, Feralpi Salò Fermana 0-0, Gianna Imolese 1-2, Ravenna Sud Tirol 0-1, Renate Vicenza 1-1, Albino Leffe e Pordenone 1-2, Teramo San Benedettese 0-0, Virtus Vencop Verona Monza 0-2, Vis Pesaro Gubbio 2-1. Andiamo a vedere la classifica dopo appunto questa giornata di campionato. Ricordiamo, gli altri hanno giocato già 2 turni, eccezione fatta per la Ternana perché è in corso appunto un giudizio per essere ripescato o meno in Serie B, e Rimini per l'appunto che ha giocato una sola partita esordendo sabato scorso contro la Triestina. La classifica: Monza 6 punti, Pordenone 6, Sud Tirol 6, Renate, Fermana, Imolese 4 punti, Triestina, Rimini, Vis Pesaro 3, Vicenza 2, Gubbio, Albino Leffe, Giana, Ravenna, Feralpi Salò, Teramo, San Benedettese 1 punto, Ternana, Fano, Virtus Vencov Verona 0 punti. Rientriamo in studio, tra poco andremo a vedere appunto quello che è successo sabato sera nella nostra sintesi con le nostre valutazioni finali per capire i migliori in campo, ma soprattutto anche trovare un peggiore per quanto riguarda i Rimini. Non è stato possibile. Per la Triestina invece sì, poi capirete tra poco chi. Caro Massimo, migliore esordio non ci poteva essere. Direi che Rimini davanti al suo pubblico ha fatto una prestazione degna di tutte le aspettative, perché questa aspettativa è arrivata dopo tanto tempo che appunto si aspettava, un rientro della Serie C e poi soprattutto davanti al proprio pubblico dopo tanto tempo che non giocavano, quindi erano un po' tutte quanti le persone curiose di vedere quello che Rimini riusciva a fare. Tantissima gente, adesso vado a memoria, siamo sui 2400-2500 spettatori, credo, dove sabato sera ad occhio e croce, adesso numeri esatti non me li ricordo, però più o meno il numero dovrebbe essere questo. Andiamo a vedere il servizio inerente alla partita tra Rimini e Triestina, rientriamo in studio e poi commento, dibattito appunto su questa prima partita del Rimini Calcio in questa stagione targata 2018-2019. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start Green ti aiuta. Start Green propone i suoi campi sportivi per la rigenerazione
dispone il SEM Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso con cime Turf 4. Start Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semiprattofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start Green. Infine disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Dopo il rinvio della gara con la Tennana, i biancorossi di Righetti debuttano 3 giorni più tardi a Neri con la Testina, una sfida che ricorda i tempi andati, quelli della Serie B. Proprio la Testina in questa stagione festeggia il centenario. Gli ospiti partono con le ambizioni di entrare nei playoff, il Rimini con l'intento di riassaporare il calcio che conta, facendolo nel migliore dei modi, anche se l'emozione si sente come, specie quando a secondo il cross di Maracchi divina un'invita nozze per l'ex Cesena e Modena Granoce, ma l'attaccante di testa mette abbondantemente al lato. Il Rimini fatica a prendere campo e la Testina mette in risalto Mensah, che precedentemente aveva già colpito la prima in casa con la Vispesaro, ma l'attaccante in maglia numero 11 da posizione favorevole fa l'unica cosa che non dovrebbe fare: tiro cross che termina dalla parte opposta. Dopo una fase di studio il Rimini alza la voce, Alimi difende palla, si gira, Valentini respinge sui piedi di Arlotti che da 2 passi calcia addosso a quest'ultimo divorandosi più facile dei gol. Per Arlotti è il debutto nel calcio dei grandi, se si pensa che 3 anni prima era ancora in sella al Mini Pony. Sembra essere solo una parentesi l'acuto di Arlotti quando Beccaro al 22esimo chiama Scotti al tuffo deviando la sfera in corner. Al 36esimo però il Rimini si porta in vantaggio, cross da sinistra di Bonaventura preciso come non mai per il partner offensivo Volpe. L'attaccante segue un tocco sporco di piatto con la palla che si infila in fondo alla rete e il primo gol in gara ufficiale per l'ex Frosinone che scarica tutta la sua gioia sotto la tribuna centrale, gettando al vento la maglietta per una dedica speciale. L'ammonizione da parte del direttore di gara riporta ancora una volta la famosa regola da abolire. L'ammonizione in caso di esultanza con tanto di spogliarello non andrebbe più data. A 41esimo il calcio da fermo dal limite di Coletti sibila al lato di poco con Scotti sulla traiettoria. Nella ripresa si attende la reazione della Testina che in realtà appare molto sterile. A 54esimo Petrella apre per Granoce per l'attaccante solo esterno della rete. A 62esimo è la volta di Braccaletti che dopo uno scambio con lo stesso Granoce, il numero 10 entrato da un paio di minuti prova a spaventare Scotti con questa volée, nulla di fatto, ma a proposito di neoentrati a Righetti riesce davvero tutto, cambio azzeccato e Variola appena entrato con un tiro innocuo rende infernale la serata dell'esperto Valentini, tiro da facile presa ma Valentini, degno di un intervento che avrebbe provocato il sorriso della Jalapas Band, regala a Rimini 2-0, per Variola prima rete in stagione, un tiro che ricorda quello di Di Agostini in un Milan Inter del 92-93 con papora colossale di Antonioli, Valentini in questo caso non è da meno, appena un giro di lancette la Triestina rientra in gioco da un traversone Scotti TS per respingere la sfera. Sulla ribattuta Maracchi trova il muro difensivo biancorosso ma non Petrella che buca la porta di casa dimezzando le distanze. Per l'ex Teramo si tratta del primo centro di stagione tra i migliori dei suoi. Lo stesso numero 23 2 minuti più tardi ha sul piede i palloni del possibile pareggio ma l'attaccante prende tempo, esita troppo permettendo a Scotti di arpionare il pallone. Il giocatore della Testina prova a giustificare l'errore recriminando un rigore ma dal replay si vede che Variola lo insegue ma non lo tocca. Al 78esimo il neoentrato Cecconi vola in atto per impattare di testa, pallone al lato di un niente. Finale di marca ospite, Petrella dalla bandierina innesca Granoce ma l'attaccante di testa mette al lato dimostrando di non essere in serata, mentre al 95esimo ci sono le proteste della Testina per un fallo di mano di Venturini su questa punizione battuta sempre da Petrella, ma l'arbitro ben appostato sorvola decretando dopo 7 minuti e mezzo la fine del match, con il Rimini che ottiene i primi 3 punti in stagione. Un messaggio chiaro e preciso: siamo tornati, vogliamo starci e aspettare perché dopo tutto questa squadra senza neppure iniziare si è sentita dire di non avere un attaccante, di non segnare, di essere scarsa. Se essere scarsi significa battere la Triestina, da questa sera l'umiltà è una caratteristica da ritrovare per chiedere quantomeno scusa a Righetti e compagni. Per i Rimini ottime prove in fase di sacrificio per Bonaventura, Arlotti e Gugliebre, prima perla di Volpe in maglia biancorossa, ma sottolineiamo la grande prova di Simoncelli, in 2 anni gioca la miglior partita in maglia biancorossa. Per la Triestina ottime le prove di Petrella e Beccaro, dietro la lavagna mettiamo l'ex Cesena e Modena Granoce. E il portiere Valentini non è solo da colpe sul gol del raddoppio del Rimini ad opera di Variola. Una lunga attesa, ho voluto concludere questo servizio, caro Alessio, perché comunque i tifosi non erano rimasti contenti per le prestazioni in Coppa Italia e soprattutto per le amichevoli giocate contro Classe e Marignanese. In verità io scrissi un post parlando proprio con il DS Piero Tamai sulle nostre pagine ufficiali, dove avevo avuto modo di commentare con la TV
che cura quest'anno i diritti per quanto riguarda la Serie C, Rimini-Imolese-Rimini, anzi Rimini-Imolese giocata a Forlì, e la squadra quella sera devo dire che mi impressionò tanto, tant'è vero che l'unica critica la feci proprio un po' al vostro reparto, nel senso che giocare oggi a 3 è molto rischioso perché il calcio è cambiato, ma ovviamente va rispettato il pensiero del mister, però insomma domenica sera dopo una lunga attesa avete dimostrato di essere squadra battendo una Triestina che dagli addetti ai lavori che lavorano internamente al club mi dicono voler puntare ai playoff perché festeggiano quest'anno il centenario, vorrebbero tornare in Serie B. Quindi dico io, aggiungo io, che debutto! Sì, è stato un debutto importante, un debutto che nemmeno noi ci saremmo aspettati. Sinceramente c'era curiosità anche da parte nostra per vedere a che punto eravamo, perché dopo le 2 partite di Coppa Italia che erano tra virgolette amichevoli perché l'inizio stagione, amichevoli d'estate, e comunque giocate una settimana sì, 2 no, e non si sapeva bene a che punto eravamo. Penso che abbiamo fatto una buona partita a livello di temperamento, a livello di agonismo, a livello di squadra, e questa era la cosa più importante ed è la cosa che non deve mai mancare. Quindi siamo contenti, soddisfatti, ma non è niente perché non è lungo, è lunghissimo il cammino ancora. Noi abbiamo centrato la scorsa puntata appunto un po' il momento della squadra che stava aspettando da tempo di poter finalmente debuttare. Abbiamo inserito un servizio dedicato alla preparazione. Come atleta quanto è cambiata la preparazione visto che questo continuo rinvio dell'inizio del campionato c'era puntualmente ogni settimana? Non è stato facile sicuramente né da parte nostra neanche da parte dello staff, perché comunque sia preparare una preparazione su 70 giorni è stata complicata. È stato complicato più che a livello fisico, anche mentale, perché ritrovarsi tutti i giorni, tutte le settimane al campo senza avere l'obiettivo della partita domenicale non è semplice. Però alla fine la squadra ha risposto bene, perché gli allenamenti ci hanno sempre allenati bene in qualsiasi momento, poi magari qualche amichevole non c'è stato quel che è in più che magari ci doveva essere, però ci hanno fatti trovare pronti al via del campionato. Un lato positivo in tutta questa situazione, provo a trovarlo, è quello che magari tutta questa attesa ha generato un maggior feeling tra voi, soprattutto tra vecchi e nuovi. Sì, no, bisogna sempre vedere da che punto si guarda, e credo che il rinvio comunque sia ha fatto creare meccanismi importanti, un'amalgama maggiore, e questo può solamente che averci dato una mano. Senti, quanto è difficile giocare oggigiorno in questo calcio moderno con i tre dietro? Ma io penso che comunque sia i moduli lasciano il tempo che trovano, perché comunque sia giocare tra quei 3 dietro, quei 4 dietro, se tutta la squadra dà il 100% come abbiamo fatto vedere, non è pesante, perché se ci aiuta tutti riusciamo a fermare anche giocatori come Granocci, come Mensah. Poi è normale, qualcosa si concede perché sono anche loro in campo, noi cerchiamo sempre di dare il massimo, quindi non è solamente la difesa ma centrocampo, attacco, perché anche gli attaccanti sono sacrificati tantissimo, sia Alex, Michele o anche lo stesso Scott, quando è entrato Candido, tutti comunque hanno dato il 100% in tutte le fasi, quindi questo è importantissimo. Ti faccio una domanda non da giornalista ma da tifosi in questo istante, perché sono un po', diciamo che è una risposta che la gente vuol sentirsi dire in questo momento. Questa squadra vista sabato sera è ancora migliorabile secondo te? Migliorare si migliora sempre. Per migliorare bisogna migliorare sempre, perché ci sono partite che vanno giocate in un modo, partite in un altro, però l'unica cosa che non deve mai mancare è l'impegno che abbiamo messo sabato. Il miglioramento c'è sempre, anche le grandi squadre, vedi la Juve che in Italia sta dominando in lungo e in largo, però anche lei anno dopo anno deve sempre migliorare per poter mantenere alto la concentrazione e il livello, quindi noi che siamo forse la metà della Juve dobbiamo fare il triplo del lavoro per riuscire a migliorare sempre. Perché poi tra l'altro mercoledì, lo ricordiamo, giocherete contro il Vicenza, uno stadio importante, una squadra che ha una tradizione storica importante, con il presidente della Diesel Rosso, che non solo della Diesel ma anche del Vicenza ovviamente, che punta decisamente al salto di categoria. Sì, una partita complicata anche per come sono partiti loro, perché 2 punti in 2 partite non se lo aspettavano, poi comunque sia
una tifoseria importante, quindi sarà uno stadio caldo, però penso che potremo andare a dire la nostra, come sarà così su tutti i campi, qualsiasi sia, noi andremo sempre in campo per provare a dare il massimo e raccogliere più punti possibili. Ok, ti lascio respirare un po' perché era d'obbligo insomma sentire un protagonista che ha vissuto questa benedetta vigilia per poter finalmente tornare a calpestare il terreno di gioco. Adesso voglio sentire le opinioni un po' in base alla partita giocata sabato sera, iniziamo da Emanuele. Allora, quello che si respirava in tribuna centrale, finalmente si diceva il Rimini non ha l'attaccante, chi segna di questa squadra, alla fine hanno fatto 2 gol alla Triestina, che è una squadra, come tu stesso hai scritto sulla tua bacheca e come hai avuto modo di vedere, una squadra ben attrezzata, soprattutto dietro. È una squadra ben attrezzata, credo che dopo il novero, allora tolta la Ternana che probabilmente se verrà lasciata in Serie C dovrebbe sulla carta fare un campionato a parte, no? Dovrebbe essere una squadra già di categoria superiore. Subito sotto molti parlano del Vicenza, del Pordenone e probabilmente del Feralpi Salò, soprattutto le ultime due non è che abbiano, il Pordenone credo che sia a punteggio pieno, Vicenza e Feralpi Salò hanno 2 punti e 1 punto, quindi lì ancora qualcosa da registrare, probabilmente ci sarà. Il Vicenza forse è bene incontrarlo adesso, piuttosto che magari incontrarlo fra un po' quando sarà un pochino più rodato e quando sarà ancora più in grado di fare male. Noi siamo arrivati avevamo questa cappa di incertezza che ci portavamo dietro e secondo me quando si parlava della punta piuttosto che del centrocampista playmaker che manca piuttosto che qualcos'altro, era un modo per esprimere l'incertezza globale, la paura che la squadra non fosse in grado di stare nella categoria. Allora io credo che questa paura la possiamo mettere nel cassetto, in categoria ci stiamo tranquillamente, poi poteva succedere un episodio e venire un 2-2, oppure poteva anche succedere un cataclisma, magari perdere una partita, però in campo il Rimini c'era, se l'è giocata fino in fondo con una squadra che è subito sotto le 3-4 squadre che dicevo prima, quindi vuol dire che il Rimini in C ci può stare. E questa è la prima risposta che abbiamo, la prima risposta importante. Il Rimini è una squadra di Serie C e può fare una buona Serie C. Da qui a dire quali saranno gli obiettivi, da qui a dire sogniamo, da qui a dire pensiamo in grande, ce ne passa. Adesso giochiamo, facciamo il nostro campionato, cominciamo domenica, mercoledì, con 9 turni infrasettimanali. Io tra l'altro ho già chiesto, prima si parlava di chiedere scusa a Righetti nel tuo servizio, io ho già chiesto, nel mio piccolo una scusa l'ho già chiesta. Io avevo fatto, non polemica, però avevo fatto presente che 29 giocatori, 30, 31, mi sembravano tanti. Io non avevo considerato i 5 cambi. Se tu conti che giochi 3 partite in 7 giorni e impieghi 16 giocatori ogni volta, non so quanto diventano poi così tanti. Rimane la difficoltà chiaramente di gestire per 2 mesi una trentina di persone, devi conoscerle tutte, devi sistemare tutte le cose, capire quali sono l'uno l'alter ego dell'altro, eccetera, eccetera. E quella è una difficoltà che però mi sembra che Righetti abbia superato bene, perché la squadra messa in campo sabato sera è plausibile, cioè vuol dire che le idee chiare c'erano. Alla fine cosa ha fatto? È andato al canovaccio di base dell'anno scorso e ha aggiunto quei 3 o 4, io pensavo ne aggiungesse 3, perché Ferrani l'avevo visto con il classe abbastanza indietro, invece Ferrani ha recuperato molto bene, ha fatto una bellissima partita. Gli altri 3 erano quelli che bene o male si immaginava che sarebbero partiti. Sappiamo che su Volpe puntiamo forte, Alimi è arrivato per potenziare il centrocampo, quindi ovviamente giocava, e anche Venturini era arrivato sapendo che avrebbe avuto un posto. Quindi stando così le cose, io una piccola scusa l'ho già chiesta, cioè probabilmente i 29 giocatori ci possono anche stare, contando che ne usi 16 ogni volta che scendi in campo, a breve, quando cominceremo a fare 3 partite in 7 giorni con qualcuno che ha un piccolo acciacco muscolare, uno è squalificato, uno non può giocare, l'altro ha un problema, forse ti vengono buoni tutti. Ebbene, allora hai toccato un punto e poi voglio sentire Renzo. Renzo, mi raccomando, ascolta bene questo servizio curato dal nostro collega Riccardo Giannini di Alta Rimini e Radio Bruno. Per quanto riguarda, dopo torniamo sulla Moviola, però adesso andiamo avanti, caro Stefano, dopo torniamo sulla Moviola perché voglio centrare subito il punto di Giannini, dato che ha anticipato il discorso il nostro Emanuele Pironi. Per quanto riguarda appunto il gruppo, i singoli, le scelte che ha fatto anche il tecnico Righetti sabato sera. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098.
Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Bocciatura per la Triestina o promozione per il Rimini? E questo è l'interrogativo dopo i primi 90 minuti di campionato dei biancorossi di Righetti, che salutano il ritorno al professionismo con una vittoria pesantissima. L'impressione è che la Triestina non sia affatto pronta per i vertici della classifica. Al contrario, il Rimini non è una squadra che dovrà accontentarsi di una salvezza tranquilla, può e deve ambire a qualcosa di più. I meriti vanno soprattutto a mister Gianluca Righetti, perché il Rimini visto al Neri si è mostrato solido e concreto, con la giusta fame agonistica. Di bel gioco se ne vedrà poco, ma in Serie C serve fare punti e proseguendo su questa strada il Rimini ne farà molti. La squadra che ha dominato il campionato di D aveva potenzialità nascoste, ma in fondo bastava guardare gli erroracci di Romagnoli lo scorso anno, ne faceva almeno un paio a partita, quando il Rimini vinceva per 2 o 3-0, per capire che questa squadra poteva migliorare anche senza top player, bastava qualche buon innesto di categoria. Infatti la difesa è apparsa all'altezza e quando il Rimini nella ripresa soffriva un po', Righetti ha messo subito brighi, varando un 4-4-2 che sarà molto prezioso nel corso della stagione. Il tecnico è stato bravo a sorprendere tutti, senza Cikarevic ha lasciato fuori l'altro fantasista Candido, schierando Simoncelli a destra, Arlotti trequartista e le due punte Buonaventura Volpe, atteggiamento spregiudicato solo sulla carta. Simoncelli, Arlotti e Gugliebra hanno corso chilometri su chilometri rispondendo alle richieste del tecnico, Volpe ha segnato al debutto, Buonaventura è stato pazzesco come sempre, assist col tracciante sul gol e il solito movimento, stravinta la sfida con il Diablo Granoce che di diabolico ormai ha solo il ricordo, per una squadra che dopo l'ottimo esordio con la Vispesaro si è squagliata come un gelato al sole, un po' come la presa di Valentini sul tiro di Variola. Occhi puntati su Vicenza Rimini, se Rimini dovesse uscire indenne dal confronto e se la Ternana dovesse trovare la riammissione in Serie B, allora il presidente Giorgio Grassi avrebbe avuto ancora una volta ragione. Guerra, guerra, guerra per una squadra che deve lottare con il coltello tra i denti, come fatto con la Triestina, portando a casa la vittoria. Vincere, vincere, vincere per fare sognare gli oltre 1000 abbonati. Allora, Baldisseri, hai sentito Giannini? Giannini ha accentrato una cosa che tu ormai la porti dietro con te. Non si vedrà bel gioco, caro Baldisseri. Ma io direi che sabato ho visto anche del bel gioco. Oddio, mi sto commuovendo. Tu che dici bel gioco? No? Guardi che sabato sera ho visto un buon Rimini, non dico un ottimo, un buon Rimini. Sì. E veramente mi ha impressionato, soprattutto Simoncelli in quella fascia, ha fatto chilometri. Dirò anche lo stesso Montanari a centrocampo, ha giocato molto bene. L'altro giovane, quello di colore, se mi fugge il nome. Veramente poi buona Vitacola, ha fatto un gioco di sacrificio, però ha dimostrato che quando ha fatto... Buonaventura, correggiamo. Buonaventura, scusate, ha fatto un lancio meraviglioso all'attaccante Volpe. Io quest'estate di questo Rimini avevo veramente paura. Perché dico questo? Perché si va a Ravenna e si perde 1-0. Andiamo a Imola 0-0, andiamo a San Benedetto e perdiamo 3-0, con il classe 2-2. Per i 1200 abbonati e per i tifosi i dubbi c'erano. Sabato sera probabilmente non illudiamoci a questa partita, è stato 3 punti importanti che fanno morale, soprattutto fanno anche classifica, tu parti con bei 3 punti. Hai battuto una squadra che secondo me è una delle candidate alla vittoria finale. E poi, diciamolo onestamente, il Rimini ha una partenza difficile. Diciamo che la prima gara con la Ternana non l'ha giocata. E poi domenica ha avuto il Vicenza, ha avuto la Triestina, scusate. Mercoledì si va a Vicenza, domenica arriva il Pordenone. C'era il rischio di rimanere anche a 4-0. I tifosi pensavano, mentre invece tutto si è capovolto. Si è visto veramente un buon Rimini. E dirò che anche Righetti ha avuto la forza negli ultimi minuti di cambiare e ha scelto gli uomini giusti. È chiaro, poi quando ancora veramente nel Rimini Calcio non giocano gente come Cikarevic e Candido, vuol dire che veramente il Rimini può sperare in ben altre cose. Dire i playoff, diciamo, delle risie, va bene che sono 9-10 squadre, però onestamente io il Rimini l'ho visto molto bene, soprattutto ho visto bene la difesa. L'unico che veramente forse non mi ha convinto, l'amico Scotti, che in quella uscita poteva far meglio. Fai un complimento per Petti che fa parte della difesa. Però io dico quello che ho visto, penso è un'analisi quasi perfetta.
Ok, senti Massimo, nel servizio che ha fatto Riccardo, che è stato preciso come sempre, fa importanti elogi anche a Righetti. Anche lui è stato un po' contestato per quanto riguarda il modulo, per quanto riguarda la scelta, come ricordava Emanuele, di concordare con il direttore sportivo 29 giocatori all'interno della rosa. Sabato però ha azzeccato veramente tutto, entra Variola, fa gol, porta i Rimini sul 2-0, lì vabbè, sul minuto dopo si è riaperta la partita, però diciamo che i cambi sono stati azzeccati e qualcuno prima dell'inizio del match mormorava perché si è visto Candido in panchina, Montanari, un altro incontrista insieme a Limi a centrocampo, magari qualcuno era curioso anche di vedere la gente proveniente dall'Inter e dall'Atalanta, invece è andato sul sicuro. Non mi sembra di vedere tutta questa gente assistere agli allenamenti, per cui non so come la gente possa col passaparola verificare con i propri occhi le scelte che poi il mister potrebbe fare, quindi io credo che il mister sia quello più vicino alla squadra e ha il polso sia del campo sia dello spogliatoio. Io ritengo che Righetti stia facendo un buon lavoro a fronte anche delle problematiche che sono venute avanti di volta in volta. Il numero secondo me dei 29 è comunque, come ha detto anche Pironi, sebbene ci siano delle partite ravvicinate, comunque abbastanza elevato da gestire, perché poi dopo voglio vedere che giocano tutte 29. È chiaro che qualche cosina potrebbe venire fuori, però ecco, se ha la possibilità e la capacità di valorizzare tutti questi giocatori tutti insieme e farli giocare tutti quanti, è chiaro che allora è un Rimini dove sia il direttore, sia il mister e la squadra ne giovano veramente tanto. Ritengo che il Rimini lo conosciamo, lo veniamo a capire bene fra 3-4 domeniche. E dopo soprattutto i turni che ha ricordato Renzo. Adesso vi faccio divertire un po', soprattutto te Renzo, per quanto riguarda la solita moviola che tu la ami da ex direttore di gara. Stefano, mi torni indietro, rewind, vai sulla moviola e così facciamo vedere gli episodi, se è possibile, della partita. Episodi, se vogliamo chiamarli, però qualcuno della testina si era lamentato, invece noi con le immagini in chiaro vogliamo farvi vedere appunto i 2 episodi dubbi, che alla fine non sono assolutamente dubbi, perché vi sveliamo stasera appunto quello che è successo realmente con uno zoom a livello di telecamera. Tornami indietro, vammi sulla moviola, caro Stefano, se è possibile, così riusciamo a vedere i 2 episodi. Lanciamo lo stacchetto. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Ok, questo è il primo episodio. Petrella ha avuto, dopo il gol dell'1-2, la possibilità subito di riportare la testina sul 2-2, lui si è lamentato, però penso che sia chiarissimo che da dietro non riceve assolutamente la spinta, vedete che tra poco lui si alza, si lamenta. Tornami indietro, caro Stefano, tornami indietro con la moviola, se possibile. Andiamo a rivedere, questo è il primo episodio per quanto riguarda la testina, con Petrella che si lancia verso la porta difesa da Valentini, si è lamentato di Scotti, si è lamentato per un fallo da dietro che in verità non c'è. Torniamo un attimo Stefano, eccolo qui, ancora un po' indietro, eccolo qui. Allora, cosa mi dite? Renzo? Ma io direi che lì rigore non esiste, non c'è rigore. Probabilmente lui si è pentito per il gol sbagliato e qualcuno doveva dare la colpa, o all'arbitro lui, ma la colpa è lui che non è stato capace a far gol. Vedi, un attaccante di quel genere lì deve far gol, perché se un attaccante non fa gol in quell'occasione, per me non è un attaccante. Ecco, però il rigore non c'era. Qui tentenna, ma Variola che lo inseguiva assolutamente non c'era, diciamo, sommato lui che ha sbagliato il gol, tutto sommato qua. Primo dubbio, siete tutti d'accordo, penso, no? Sì, sì. Ok. Un elogio a Variola era andargli dietro fino là. Okay. L'anno scorso forse non lo faceva. Non lo forse faceva. è arrivato anche stanco, però rigore. No, Petrella è stato assolutamente il migliore in campo. Poi tra l'altro tu l'hai conosciuto nel girone marchigiano della Serie D, che tu ami tanto, il girone F, giocava nel Teramo. Andiamo a vedere il secondo episodio, vai avanti con la moviola, caro Stefano. Allora, 96esimo, punizione di Petrella, c'è un tocco di mano in area di gol di Venturini, lo vedete in 3 versioni. Questa è la versione media, l'ultima versione che è ancora più lenta, si lamentano per questo tocco di mano. C'è o non c'è? No. Alessio dice di no. Per me non si dà. Massimo no. Emanuele? No, oddio. No. Se prima la sfiora con la testa sicuramente no. Se non la sfiora con la testa, lì c'è il braccio, insomma.
Renzo. Poi ovviamente io io direi sono Lodato, sono anche in questo caso l'arbitro ha ragione. È rigore quando la mano va in cerca del pallone, non il pallone in cerca della mano. Qui veramente è stato il pallone è andato in cerca della mano, un colpo di testa e poi il pallone è scivolato nel braccio, però gli estremi per dare un calcio di rigore non ci sono. No, ma infatti se c'è il colpo di testa prima sicuramente no. Non ci sono. Lui cerca di prendere prima con la testa. Il regolamento parla chiaro, è rigore quando la mano va in cerca del pallone, non il pallone in cerca della mano. Poi voglio dire, non è neanche sparata in porta, arriva tutti lo sappiamo, perciò il rigore secondo me non c'è. Anche se l'arbitro meglio, non è che mi abbia piaciuto molto. Io credo che non ti è piaciuto voto all'arbitro? Darei 6 per quello che è successo, però gli addetti ai lavori, gli addetti commissari non guardano l'episodio, il rigore non dato, guardano se c'è veramente, se c'ha personalità, se ha qualcosa di buono. È un buon arbitro, però secondo me San Siro lui non lo vedrà mai. Mannaggia a te. Va bene, voi non so se lo sapete, ma mercoledì è uscito il primo comunicato per quanto riguarda l'inizio dei campionati da parte della Lega e ci sono già incredibilmente delle squadre penalizzate che avranno delle penalizzazioni. Questo è incredibile perché se si pensa che i campionati sono iniziati in ritardo, se la Lega permette ancora ai club di iscriversi quando ci sono delle irregolarità, si parte già con i campionati falsati. Andiamo a capire meglio questo servizio e poi ne discutiamo qui in studio prima di lanciare la pubblicità. Servizio. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. In botta il nostro motto: da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Come riferisce la FTC attraverso una nota ufficiale, a seguito di segnalazione della Covisoc, il procuratore federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare i seguenti club di Serie C: Rende, Triestina, Pro Piacenza e Matera. Le 4 società e i rispettivi dirigenti sono stati deferiti per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico entro il termine del 30 giugno 2018 l'originale della garanzia prima richiesta dell'importo di euro 350.000 ai fini del rilascio della licenza nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Serie C 2018-2019. In un'estate ricca di ricorsi, di ritardi a campionato, al peggio non c'è mai fine. Le regole, seppur scritte, basti pensare a comportamenti avvenuti in Serie B, non vengono rispettate. Ognuno fa quello che vuole, ma soprattutto gli organi del palazzo permettono a certe società di prendere via i campionati professionistici. A questo punto è giusto che scatti la rabbia di coloro che chiedevano di essere ripescati, società ad esempio come il Como. Tutto regna all'insegna dell'insaputa, nessuno sa che cosa sia realmente successo. Nessuno è in grado di fornire spiegazioni, di dare motivazioni valide e il calcio continua ad essere malato in terza serie. Quel pallone insomma prende calcio ovunque, prima o poi rischia di bucarsi per poi essere gettato in fondo alla spazzatura. Sarà così anche per chi risiede in Lega? Abbiamo forti dubbi perché in qualche modo, a differenza di una panchina, quella sede rimane incollata al sedere di chi continua a non capirci proprio nulla e nonostante ciò ad essere pagato. Con tutto il rispetto, urge una riforma, urge un cambiamento e finalmente speriamo di poter raccontare semplicemente il pallone che rotola sul rettangolo di gioco. Ebbene, avete sentito un po', oggi sono arrivati tra l'altro degli altri deferimenti, noi stiamo parlando da settimane appunto di questi regolamenti un attimo da rispettare. Per quello che dicevo già ai tifosi del Rimini, che la prima notizia positiva dopo le ultime drastiche gestioni è stata quella di avere finalmente una società sana, tranquilla e che ha permesso subito a Rimini di essere forte su questo piano e di iscriversi regolarmente al campionato di Serie C. Pensate anche a questo, non pensate solamente se Bonaventura è un attaccante da 20 gol anche in Serie C. Tra l'altro voglio ritornare prima di chiedervi appunto di questo servizio sulla prestazione di Bonaventura. In versione assist man vi è piaciuto? No, Bonaventura è un giocatore che personalmente lo porterei ovunque, in qualsiasi categoria, insomma, è un ragazzo che sa servire i compagni, si sacrifica. È un ragazzo che sa mettere il cross in aria per gli altri con i giri contatti, è un giocatore che tira fuori le difese. Io non mi priverei mai. Renzo, ti è piaciuto Bonaventura in versione assist-man? Sì, direi che quello è il suo gioco, perché lui un vero attaccante non è mai stato. Lui mi sembra, se non vado errato, uno dei primi anni che affronta questo campionato di Serie C. Lui ha sempre giocato in quarta serie, i gol li ha fatti. Però chiaro che
come hai detto tu nel commento, è difficile che Bonaventura faccia 20 reti. Io me l'auguro con tutto il cuore, però non ha le caratteristiche. L'unica esperienza che ha avuto in Serie C fece 5 gol, però un ragazzo che ha disposto di gol... Ripeto, quello che ho visto sabato a Romeo Neri... È un bel giocatore. Ha dato cuore e anima. L'unica cosa che ho notato, vedendo, perché lui potrebbe essere anche a rischio, punto interrogativo, potrebbe essere anche a rischio, vedendo Volpe, vedendo Cicconi, Arlotti, a novembre potrebbe essere anche a rischio. Però lui si impegnerà a fondo, perché lui sa che se non fa gol rischia molto. Però onestamente lui ha dimostrato sabato sera che ha giocato bene, ma soprattutto, una mia impressione personale, ha giocato veramente per i colori del Rimini. Alessio, questo girone quanto è difficile? Il girone è molto difficile. Tutte le partite sono difficili perché anche le prime giornate sono dei risultati che ci sono stati, dei risultati strani. Lo stesso Vicenza che pareggia la prima con la Gian Erminio in casa, poi la Gian Erminio è andata a perdere con l'Imolese, la San Benedettese che in 2 partite fa un punto. È un campionato difficile giocare contro tutti e non c'è una partita che si può dire questa abbordabile si vince. Bisogna scendere in campo e giocarsela fino al 95esimo. Come l'hai visto Scott Arlotti al debutto tra i grandi sabato sera? Come stava? Scott da quando sono arrivato l'anno scorso è un giocatore che mi è sempre piaciuto, ma durante la settimana, a parte il suo impegno, perché è un ragazzo che dà sempre il 3000%, anche quando si fa il riscaldamento è sempre quello che va più veloce di tutti, intanto dobbiamo un po' fermarlo perché sennò non si tiene, quindi no, è stato molto positivo, un esordio secondo me molto buono, a parte il gol sbagliato, però quello lo fanno i grandi campioni, quindi può capitare, però credo che sia un giocatore che può crescere ancora tanto e speriamo che lo faccia quest'anno insieme a noi e ci può dare tante soddisfazioni. Travestiti un attimo da procuratore, Bonaventura lo teniamo? Io Bonaventura lo terrei fino a giugno e l'anno lo metterei bello lungo, quindi... Mi trovi d'accordo, questa è la migliore risposta anche a quei tifosi che dicevano male contro Alex. Va bene, noi ci fermiamo per 3 minuti esatti dando la linea alla pubblicità, poi rientriamo, altri 2 servizi tra i quali uno che presenterà il prossimo avversario di mercoledì, il Vicenza, nel dettaglio con lo schema tattico, la formazione, cercheremo di scoprire qualcosa di più, anche una particolare curiosità che riguarda le donne messe in scena proprio allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Servizi, pubblicità. Auna Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. In botta il nostro motto: da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF e Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso, griglia pietralamica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start Green ti aiuta. Start Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il seme Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start
Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start Green. Infine disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Romagna Sport primo dal 2001. La prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo. I primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Prossimo servizio di Vicenza, si è acceso lo studio qui. Renzo, c'era una bellissima guardaline, mi dicono, sabato sera. Tu l'hai vista, l'hai ammirata? Ma io, onestamente, da quanto arbitravo, per carità, con tutto il rispetto, però io ero contro le donne arbitri. No, sì, ecco perché onestamente anche lì i commissari dare un giudizio su una donna arbitro e su un arbitro uomo, tutto cambia, perché veramente quello che fa un uomo la donna non lo fa. E allora che giudizio puoi dare? È difficile. Quando ci sono questi ritmi elevati così, fuori gioco, ritmi, zona, tu devi correre. E la donna veramente è lì, però come assistente ce la può fare. Come arbitro no. Come arbitro no. Però dicono che è anche bella la donna vestita da guardalinee. Tu hai notato questo? Adesso io questo tu non mi vuoi portare oltre, però onestamente adesso io non discuto così, però vederla da assistente né che mi sia piaciuta. Probabilmente vestita da donna potrebbe aver fatto un altro effetto. Però l'hai notato, non ti è piaciuto, però l'hai notato. Hai visto? Birichino. Va bene, dai, andiamo a vedere il prossimo servizio. Allora si parla di una piattaforma unica per quanto riguarda appunto il sistema calcistico. Il principale candidato sembra essere proprio Gabriele Gravina, che è adesso al capo della Serie C. Vedremo appunto se sarà così o meno, però cerchiamo di capire quello che stanno facendo i vertici del calcio, se stanno trovando una soluzione in merito anche alle squadre che stanno aspettando l'ipescaggio, tra le quali la Ternana, che avete visto che non ha giocato con i Rimini, non ha giocato neanche ovviamente nel turno di ieri, ma anche l'Entella sembra che potrebbe essere ripescata in Serie B, stessa cosa anche per la Pro Vercelli. Davvero non si capisce più nulla, cerchiamo appunto di fare un po' di chiarezza. Il servizio. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DTGF e Forno Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso, griglia pietralavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Si è un mese dal voto e a 15 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, le distanze sono queste, c'è ancora tanta strada da fare per arrivare ad un accordo. A parole manifestano tutti la stessa buona volontà di lavorare ad un programma comune. Le parti hanno cominciato a discutere di 4-5 provvedimenti da prendere subito su format dei campionati, di distribuzione della ex Melandri, pesi elettorali e giustizia sportiva. Abbiamo gettato le basi per una piattaforma comune, spiega Michiché, che ha aggiornato il tavolo alla prossima settimana. Sui punti non ci possono essere dubbi, c'è sintonia su tutto, ammette Gravina, frontman dei ribelli, convinti che alla fine anche la Lega DA convergerà. A questo punto i dubbi si aspetteranno il prossimo appuntamento convocato a Michiché per annunciare ufficialmente il nome del candidato. Più probabile che attendano il parere del collegio di garanzia del CONI, cui li ha indirizzati la FIGC dopo un passaggio informale anche con il governo su 4 punti controversi del regolamento elettorale, uno in particolare. Gabriele Gravina, che ha già svolto 3 mandati da consigliere federale, è candidabile alla presidenza. In caso di risposta negativa, in fronte del 73% ha pronto il piano B, l'inattaccabile Sibilia. Anche la Lega DA ha inviato una richiesta simile sul suo consigliere federale Lottito, eletto prima che l'introduzione nello statuto del CONI della nuova legge dei mandati lo rendesse incandidabile. Ma qui l'interrogativo è innanzitutto un altro. Chi deve rispondere tra la Corte d'Appello di Sergio Santoro, come indica lo statuto federale, e il collegio del CONI chiamato in causa dal regolamento elettorale? Ne vedremo certamente delle belle.
Allora, questo servizio mi ha portato un po' a farlo perché Cristiano Cerbara, per la prima volta credo, mi sono commosso, l'ho visto veramente arrabbiato 2 settimane fa, diceva per l'appunto entro il 30 giugno bisognerebbe iscrivere le squadre e poi dopodiché rinunciare appunto a dare quella possibilità di poter fare ricorso attraverso il TAR. Effettivamente tutte le squadre che si sono rivolte al TAR ancora sono in attesa di giudizio finale, pensiamo appunto all'Entella, alla Ternana e a tante altre squadre che sono in una situazione di stand-by. Allora vi chiedo, avete sentito i nomi? Si è rifatto quello di Gravina, si è proposto anche Lotito, non so se sia giusto o meno perché comunque è il presidente di una squadra di Serie A come la Lazio, se l'ha fatto avanti in verità in passato anche Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda la presidenza del Napoli, appunto candidarsi come prossimo presidente della piattaforma unica. Come la vedete voi? Massimo, tu inizialmente come la vedi? Ma chi va, insomma, mi sembra di capire che chi va è importante che abbiano le linee guida dirette, ci sono delle regole, vanno rispettate e nient'altro. Le regole sono già scritte, poi chi le deve attuare cambia poco alla guida, insomma. Non me l'avete mai detto fino a questo momento, ma voi siete d'accordo con quello che è successo ad esempio in Serie B? Perché come è successo in Serie B potrà succedere anche l'anno prossimo in Serie C, ovvero delle persone che nonostante ci sia un regolamento impongono di stilare i calendari. Sono state cancellate 2 regole quel giorno attraverso un numero telefonico, un contatto telefonico, e questa è la schifezza del calcio, forse qualcuno non l'ha capito da casa. Sì, e poi sai, cioè, a domanda la giustificazione è stata: io sono un commissario straordinario, indi per cui mi attribuisco poteri straordinari. Normalmente è il contrario. Esatto. Il commissario straordinario normalmente arriva, tiene praticamente in frigorifero la situazione, fa l'ordinaria amministrazione e aspetta che arriva la persona che deve fare. Qui è successo esattamente il contrario. Qui è successo tutto il contrario. Parliamo di Fabricini, che esatto, è è successo in Serie B quest'anno, ma l'anno prossimo, se non si trova appunto una soluzione come stanno cercando di fare in questi giorni, il primo che arriva può fare la stessa cosa. Ma non c'è un nome nuovo, poi c'è una sorta di compagnia di giro in cui ogni tanto esce qualcuno tipo Tavecchio che ormai si era bruciato, entra qualcun altro che avrà fatto una gavetta che non conosciamo e poi da lì c'è questo circolo, i nomi escono da lì e succede tutto in quell'interno lì. Questo è strano, insomma, non è trasparente, è strano e non dà l'impressione di poter dare un miglioramento quantomeno in tempi brevi. Eppure si rimane sul nome di Gravina, che però ha fatto già il vicepresidente, il consigliere, il presidente della Serie C, quindi sarebbe ancora una volta un mandato, il 4 in verità per lui, quindi mi sembrerebbe un po' come diceva la barzelletta su Craxi, noi abbiamo sbagliato ma vi perdono, e domani non sbagliamo più. Tutto sbagliato, Marco, io ti vedo sempre scuotere la testa, non ce la fai più te vorresti vedere solo il calcio giocato e soprattutto Renzo Baldissi. Fra un po' troveremo in campo gente che non è neanche tesserata, voglio dire, a fare di tutto, cioè è troppo minestrone, non se ne può più, insomma. Però io adesso questo siparietto voi da casa non l'avete visto, però in studio adesso Renzo, pur di avere le cozze da parte tua, ti vuole chiedere scusa perché la trovo alla panchina, gliela troviamo se no, Renzo? Ho detto che da quando sono qui in trasmissione da te, Manuelli, non ho ancora trovato una panchina. E Renzo cosa ti ha detto? È stato molto più duro. Cosa gli hai detto? È stato molto... Io gli ho detto che per trovare la panchina bisogna essere anche capaci. A parte questo, ma onestamente... E siete fratelli, sentenziato. Ritornando di Gravina. Ritornando al discorso, io sono italiano, ma mi vergogno di essere italiano. Diciamolo onestamente. Questo è uno scandalo in tutto il mondo. Vediamo, poi voglio entrare in un discorso un po' a parte, a livello politico, negli ultimi 20 anni, 9-10 governi, 10-12, ci ridono in tutto il mondo. Andiamo nel calcio, siamo alla fine di settembre, ancora non si sa chi gioca e chi non gioca. Ma ci rendiamo conto in quale situazione siamo messi? Ma hai vergogna a dire, dove sei? Sono italiano, ma non ti vergogni. Io penso che solo in Italia, ancora alla fine settembre, non abbiamo fatto i gironi, quelli in B, quelli in C. Io sono d'accordo con Zanin, chi sbaglia deve pagare. Io lo dico così come una battuta, tutti questi numeri che ci sono in Italia è meglio che lo giochiamo all'otto. Bella, bravo Renzo. Allora adesso, prima di diciamo nella parte finale ovviamente della trasmissione, volevo presentarvi il Vicenza con la particolarità che vi ho detto prima, in quanto
Renzo Rosso aveva pensato di far indossare particolari costumi alle ragazze presenti lì allo stadio Menti di Vicenza. C'è stato qualcuno che non ha approvato questa iniziativa da parte del Vicenza Calcio, però prima di arrivare appunto alla parte finale di questo servizio vi godrete anche un po' come gioca il Vicenza, il prossimo avversario del Rimini, attraverso il nostro schema tattico, il servizio. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Annunciato il fallimento nella stagione 2017-2018 sembrava tutto perduto, poi la scelta del patron del Bassano e titolare della Diesel Renzo Rosso di salvare in extremis la squadra che, colta la notizia, si sveglia dal tormentuoso sonno e batte il Sant'Arcangelo Calcio nello scontro play-out, salvando la categoria. Rosso decide di alzare la voce: voglio un Vicenza che torni nel calcio che conti da subito, ma in questa Serie C occorrerà fare i conti con le concorrenti al trono che paiono diverse. Tra i pali vi è l'ex Cesena Mattia Grandi, in avanti invece troviamo l'idolo Giacomelli, rimasto perfino in una situazione drammatica. A fargli compagnia l'ex Torino e Spal Rashid Arma, più dietro l'intramontabile Curcio. Un Vicenza che si schiera col seguente modulo 4-2-3-1 tra i pali Grandi, linea difensiva composta da Stefanin, Mantovani, Passini, Andreoni, a centrocampo Salvi e De Falco, davanti a loro Curcio, Giacomelli, Laurenti, terminale offensivo Arma. Il Vicenza, che nella propria storia ha conosciuto la massima serie in ben 21 occasioni, tra i suoi principali protagonisti nei vestiti biancorosso sicuramente citiamo Paolo Rossi e Roberto Baggio, memorabili le notti di fine anni 90, quando dopo la conquista della Coppa Italia 96-97 sotto la gestione Guidolini contro il Napoli, la squadra arrivò in semifinale di Coppa delle Coppe nella stagione successiva, battendo all'andata il Chelsea di Zola con un gol di Zauli e perdendo allo Stamford Bridge per 3-1. Non è più il Vicenza di allora, ma la rinascita targata rosso spera nel ritorno in B e di raggiungere nuovamente l'apice tornando nella massima serie per poi rimanervi. Intanto duro attacco dell'opinione vicentina contro il club che ha schierato come raccattapalle delle ragazzine di 16 anni in maglietta aderente e mini short. Le Ball Girls, così ribattezzate, hanno di fatto un abbigliamento da pallavoliste, ma è stato giudicato subito troppo sensuale e fuori contesto. Molti, come è ovvio, sulla scia del neofemminismo, hanno parlato di scelta sessista. Qualcuno ha azzardato addirittura un paragone allucinante con il femminicidio. La società ha già fatto marcia indietro, prendendo atto delle reazioni e scusandosi per aver forse offeso la sensibilità di qualcuno. Molte volte, secondo me, parliamo di calcio, però andiamo veramente oltre. Abbiamo sentito parole come femminicidio, così. Adesso non voglio fare un'opinione da maschilista, perché credo che le donne siano anche più forti di noi uomini sotto molti aspetti, non solo non voglio basarmi sulla forza fisica. Però credo che quando si parli di calcio a volte si esageri. È vero, adesso il Vicenza ha messo nelle condizioni delle ragazze di 16 anni di indossare determinati vestiti, però magari se ne avevano 40 nessuno avrebbe detto niente, secondo me. Io sono dell'idea che queste cose nel calcio non devono esistere. È meglio mettere 2 squadre, 4 squadre di ragazzini mezz'ora prima dentro allo stadio, farli giocare prima dell'evento importante e fai sicuramente meglio. Perché questa cosa anche dei ragazzini di fare, la vediamo solamente in Serie A con l'ingresso in campo? Perché... Ma non è io non ritengo che sia un semplice accompagnare le squadre. No, non dico quello, farli giocare come dicevi te. 10 minuti di gioco per intrattenere il pubblico, forse sono venuti per quello, no? Per vedere qualcosa di calcio, e quindi, non per vedere 4 ragazze seminude o... Sono d'accordo con te, però anche le riflessioni fatte da queste persone, tra l'altro di Vicenza, quindi sì, che dovrebbero sostenere la propria squadra della città, sono pesanti quando si toccano degli argomenti così, secondo me. Ma sicuramente non avranno fatto per qualsiasi motivo che si sono mossi in tante persone, hanno fatto qualcosina così come succede magari nel basket, però
credo che nel calcio se ne possa fare a meno. Torniamo a parlare di calcio giocato. 4-2-3-1, il modulo del Vicenza, lì davanti c'è Arma che ha avuto anche un'esperienza nel Torino non troppo fortunata ed è rimasto un'icona storica che aveva fatto tantissimo bene in Serie B come Giacomelli. L'anno scorso è stato protagonista negli spareggi play-out col Sant'Arcangelo. Ha fatto gol anche ieri Giacomelli, per cui è un attaccante importante, cioè il Vicenza ormai è una squadra che si è organizzata per tentare di fare qualcosa di importante, per cui ci sono tutti i presupposti per il Rimini di andare là con la stessa carica di sabato scorso e provare a fare la partita. Chiaro che sei in uno stadio che è altrettanto prestigioso quanto quello del Rimini, per cui sarà dura per il Rimini, ma non credo che sia molto facile neanche per il Vicenza, se questo è il Rimini che ci aspetta. Soprattutto se questo è il Vicenza che diceva prima Alessio, Certo. visto nelle prime 2 giornate. Adesso dietro la scrivania Ricchiuti vi ha dato qualche input, dato che lui lì ci ha giocato parecchie partite in Serie B? No, Adrian ci aiuta sempre su qualsiasi partita da preparare. Per il momento non ci ha detto ancora molto su Vicenza, però ne parleremo, tanto abbiamo ancora 2 giorni. Sarà una partita difficile, come ho detto prima, perché tanto non sono partite facili, tanto Arma è allo stesso livello di Granoce, Giacomelli di Petrella, quindi tutte le squadre hanno armi importanti e quindi dobbiamo andarle ad affrontare e noi le affronteremo con le nostre armi che abbiamo dimostrato sabato, però senza montarci la testa perché siamo sempre noi. Renzo, so che volevi fare una domanda ad Alessio. Io voglio fare una domanda all'amico qua presente. Tu hai giocato a livelli alti, Serie C, dopo un lungo infortunio ti ha portato un po' lontano dai campi. Perciò dovevi riprendere. Quando il Rimini ti ha chiamato, è stata una scelta tua voluta oppure sei venuto con entusiasmo anche perché ancora la C ti piaceva? Il Rimini mi chiamò l'anno scorso con l'idea di riportare il Rimini dove siamo adesso, quindi la scelta è stata una voglia di entrambi, sia della società che mia, e l'ho accettata molto volentieri. Quest'anno, quando è stato il momento della riconferma, appena mi hanno detto vogliamo tenerti, non ho esitato un secondo. Poi dopo il livello economico quello veniva in secondo piano, perché già quando una squadra ti vuole tenere, una squadra blasonata come il Rimini, per fare un campionato importante come la Serie C, non bisogna pensarci, non l'ho fatto e spero di ripagare la scelta fatta dalla società con le prestazioni e con il lavoro di tutta la squadra. Una domanda cattiva. Il modo di gioco, dopo la scelta è tua, Muccioli o Righetti? No, non risponde. Non è una questione di non rispondere. Come ho detto prima, i moduli, come vedo io nel calcio, non lasciano il tempo che trovano, quindi non è il discorso meglio il modulo con cui giochiamo con Muccioli o quello con cui giochiamo con Righetti. Penso che il modulo migliore è quello il modulo migliore è quello dove la squadra si esprime meglio, quindi per il momento è questo, quindi andiamo avanti con questo. Qui mi chiedono da casa se sia più forte la Triestino o il Vicenza che incontreremo mercoledì. Chi è che vuole rispondere voi? Massimo? È più forte quella che devi affrontare, questa è già vinta, per cui è più forte l'altra. Come allenatore io la metto così, insomma, la preparo così la partita, perché quella è andata. Che avevi vinto, che avevi perso, comunque è andata. Questa invece devi ancora giocarci, quindi devi o vincerla o quantomeno non perderla. Senti, il ragazzotto che è qui presente questa sera, che abbiamo avuto modo di commentare noi ad Imola, è cresciuto molto, come l'hai trovato Alessio? In una difesa a 3. Petti, la cosa, l'incognita era come si trovava con Ferrani, perché l'incognita ormai non è tanto loro che è una riconferma, ma è come si sono diciamo, come hanno legato con Ferrani, che viene sì dai campionati importanti anche lui, però non è mai semplice ripristinare 2 su 3, perché Venturini è nuovo, Ferrani è nuovo, per cui è sempre, non dico complicato, ma il tempo l'hanno avuto per mettere a posto le situazioni, per cui... Tra l'altro mi hanno riportato che sabato sera nel commento sulla TV nazionale di Sport Italia i 2 telecronisti abbiano detto che era difficile giocare con una difesa completamente nuova. In verità di difensori nuovi c'era solamente Ferrani e Venturini. Ma è chiaro che giocare 3 non è facile. Io non sono un tecnico, però presumo che
Per giocare 3 ci vogliono gli esterni veramente fortissimi che rientrano. È un grandissimo centrocampo. Sabato sera 3 ha dimostrato che gli esterni erano forti, rientravano dalla mano difesa e il centrocampo ha dimostrato. Io non amo veramente mi è piaciuto, ecco. Intanto vediamo il prossimo turno con Stefano, prego. Non amo particolarmente Variola, però l'intervento che ha fatto, quello che dicevamo prima, se era rigore o no, lo scorso anno probabilmente non stava neanche benissimo, ma non sarebbe mai arrivato fino lì a inseguire l'avversario che era, diciamo così, buttato a rete, per cui è un sacrificio che probabilmente tutti quanti stanno facendo. E questo è il prossimo turno, Fermana Gian Erminio, Gubbio Albino Leffe, Imolese Teramo, questa è una bellissima partita, Vicenza Rimini ovviamente, Monza Renate, derby della Brianza, Pordenone Virtus Vencomp Verona, San Benedettese Vispesaro, derby marchigiano, Sud Tirol Fano, Ternana Ferrapi Sarocche non si giocherà, Triestina Ravenna anche è in difficoltà e non poco. Bene, siamo addirittura d'arrivo. Io vi ricordo semplicemente l'appuntamento di giovedì sera con la terza trasmissione che si è aggiunta quest'anno a quella di Sport Up e Calcio di rigore dedicata ai settori giovanili. Saremo in scena a Pietracuta, quindi ore 20:30, fase di crescita qui su VGA Telerimini canale 86. Poi tutte le puntate le potete trovare anche già da domani mattina su YouTube, le repliche di Sport Up e di Calcio di rigore. Un ringraziamento alla mia sinistra all'allenatore Massimo Zanini. Buonasera a tutti e grazie. Salutiamo l'opinionista biancorosso che ha promesso che ci darà i prossimi calendari nella prossima partita interna del Rimini, Emanuele Pironi. 2 per 1 di calendari, non uno solo. Buonanotte a tutti. Grazie al primo ospite di questa stagione, il difensore del Rimini, Alessio Petti. Grazie a voi, buona serata. E infine lo salutiamo, prima volta che l'abbiamo ritrovato in questa stagione, l'opinionista Renzo Baldissello. Buonasera a tutti. E noi ci vediamo lunedì prossimo a partire dalle ore 19:55 qui su VGA Telerimini. Grazie a Daniele Emanuele.